Adesso parliamo di Shoah, vi ricordiamo che tra breve all'Auditorio Biblioteca Stata di Nuoro ci sarà le Rosi di Ravensburg per i bambini senza figli, dedicato alla Shoah, e poi oggi alle 19:30 a Cagliari alle Streghe la giornata della memoria con letture di Giacomo Mameli, da Primo Levi, Francesco Masala e altri autori. Infine stagione Teatro Ragazzi 2015-2016, domani alle ore 11 al Tempio Paesania, giornata della memoria, destinatario sconosciuto. E ora il servizio di Maurizio Melis sull'argomento. Oggi, 27 gennaio, si celebra la giornata della memoria. A 71 anni di distanza dall'abbattimento dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz e la seguente liberazione del più grande campo di sterminio voluto dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. L'Italia ha istituito nel 2000 il Giorno della Memoria per far sì che si possa ricordare per sempre quanto accaduto, evitando così che possa ripetersi una catastrofe simile. Noi vogliamo ricordare la Shoah dando voce a chi sta dedicando la propria vita, alla sensibilizzazione, allo studio, alla conoscenza, alla progettualità, affinché le nuove generazioni possano urlare mai più. Per comprendere e conoscere esattamente che cos'è la Shoah, ci dobbiamo rifare alla storiografia e in particolare alle parole di Raoul Hilberg, massimo conoscitore della storia della Shoah. Non è stata soltanto il tentativo di distruzione delle comunità ebraiche d'Europa e anche in parte del Nord Africa, ma è stata anche, da una certa fase in poi, una vera e propria cancellazione delle tracce stesse dello sterminio. Da questo punto di vista, i negazionisti continuano ancora oggi il lavoro dei nazisti nel tentare di negare l'esistenza stessa appunto della Shoah. Perciò è importante un lavoro non soltanto di retorica e di memoria, ma soprattutto di studio storico e di storiografia. C'è abbastanza memoria per questo tipo di memoria? C'è anche troppa memoria purtroppo e ben poca storia. La data del 27 gennaio è oggi molto inflazionata da un vero e proprio massacro massmediatico, possiamo dire, e troppe iniziative che spesso prediligono una memoria vuota, piena di retorica e ben poco studio storico. Bisogna partire soprattutto dalle scuole con progetti seri che prediligano più lo studio storico sulla Shoah e i genocidi più che una vuota memoria, affinché per l'appunto questa memoria diventi un impegno politico vivo. Cos'è per te l'Olocausto? Per me è una cosa che dobbiamo ricordare tutti, perché è stato veramente brutto quello che hanno fatto i tedeschi nei confronti degli ebrei e oggi è la giornata in cui noi celebriamo che tutto sia finito. Quando hai sentito parlare per la prima volta della Shoah? In quest'anno ne ho sentito parlare qualche giorno fa e trasmetteranno dei film proprio su questa cosa. Però per la prima volta già da un paio d'anni ho capito che cos'è, basta. L'antisemitismo è ancora vivo? È ancora vivo, purtroppo è ancora vivo, si nasconde sotto varie forme, oggi soprattutto sotto certe maschere come quella dell'antisionismo, per esempio. Con ciò voglio dire, è legittimo e anche necessario ovviamente e democratico criticare le politiche del governo israeliano, ma assolutamente è impensabile che ciò possa servire da paravento per idee quali quella della distruzione dello Stato di Israele, per esempio. Ecco, noi abbiamo assistito in questi ultimi tempi ad attacchi terroristici, estremisti contro ebrei, spesso camuffati proprio sotto la maschera dell'antisionismo. E anche da questo punto di vista
la nostra associazione è un'associazione militante che combatte proprio contro questo odio. Ecco, noi combattiamo anche contro questo, affinché la memoria diventi un qualcosa di vivo e non un qualcosa di vuoto.